Un giorno, mi rammento, quel giovane è arrivato. Neanche nel canto dopo suo lavoro, gioia nei sorrisi del mio loco amato non faceva suoi, tanto pensava al nuoro. Da quella sua città il ragazzo è andato via, perché la sua mamma non ce la faceva più. Volendo lavorare in qualche modo sia, prese lui il traghetto ed arrivò lassù. Non ci giunse da solo, era con suo cugino. Lavoravano insieme, facevano le strade. A chi vedeva l'uno, l'altro era vicino. Loro discorso sempre era delle contrade, ad ognuno sempre pronto a porgere la mano. Mai aveva freddo e sua camicetta sempre si gonfiava di quel vento strano alla velocità di quella sua lambretta. Ero tanto felice quando Antunio parlava di quel suo paese, che a noi dipingeva con lingua tanto bella che davvero incantava e metteva colore a quello che diceva. Poi Antonio partì, rientrò al villaggio. Più tardi ho saputo che un suo antenato aveva già fatto analogo viaggio, corso al lavoro in Sardegna era andato. In questa storia vera, ma dov'è l'immigrato? Non penso che sia Antonio, anche se era arrivato. Sì, è venuto, ma quel suo antenato alcuni anni prima in Sardegna era andato. E quella sua lingua che tanto mi piaceva, che già tanto con la mia somiglianza aveva, che portava i colori di ogni viaggio fatto, e quando parti ancora tanti ne ha lasciato. Poi Antonio partì, rientrò al villaggio. Più tardi ho saputo che un suo antenato aveva già fatto analogo viaggio, corso anche lui in Sardegna era andato.